ufficiale di ASCO. Oggi ci occupiamo in questo press briefing di tumore dello stomaco. Nel 2024 in Italia sono stati stimati circa 14.100 nuovi casi di tumore allo stomaco, meno del 20% purtroppo è individuato in fasi iniziali e i pazienti con diagnosi di tumore gastrico e gastroesofageo avanzato presentano una sopravvivenza purtroppo ancora si misura in mesi. A ASCO 2025 viene presentato lo studio Destiny Gastri 04, pubblicato peraltro anche su New England Journal of Medicine. Oggi ci occupiamo di questo studio, ne parliamo con Filippo Pietrantonio, responsabile dell'unità di oncologia gastrointestinale dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano e autore senior di questa pubblicazione su New England, Sara Lonardi, direttore dell'oncologia 1 dell'Istituto Oncologico Venero di Padova, Massimo Di Maio, presidente eletto di AIOM. Filippo, quali sono le caratteristiche dei pazienti nello studio Destiny Gastri 04 e quali sono i principali risultati di questo studio? Grazie, sì, lo studio ha arruolato pazienti con carcinoma gastrico avanzato inoperabile R2 positivo. Questi pazienti avevano ricevuto un trattamento di prima linea a base di trastuzumab e chemioterapia, che era lo standard di trattamento al momento dell'arruolamento nello studio, e poi sono stati candidati dopo la progressione a questa terapia a un trattamento di seconda linea. Per l'arruolamento era anche necessaria la ripetizione di una biopsia tumorale sia accertata localmente oppure centralmente, che confermasse lo stato di R2 positività anche appunto dopo la terapia a base di trastuzumab. I pazienti sono stati randomizzati a ricevere due tipi di trattamenti: il braccio di controllo, che è lo standard di trattamento prima dello studio Destiny Gastric 04, costituito dalla combinazione di paclitaxel, una chemioterapia di seconda linea, con ramucirumab, che è un anticorpo monoclonale anti-VEGF-R2, quindi un farmaco antiangiogenico, e questo era il braccio di controllo, oppure un trattamento sperimentale rappresentato appunto dal trastuzumab deruxtecan alla dose di 6,4 mg per chilo. L'endpoint primario dello studio era appunto la sopravvivenza globale, e riguardo ai risultati dello studio sono stati raggiunti in quanto lo studio ha dimostrato una riduzione del rischio di morte di circa il 30% con un hazard ratio, quindi nel comparare i due trattamenti, il trattamento sperimentale ha garantito un vantaggio sia statisticamente ma anche clinicamente significativo, con un vantaggio assoluto di sopravvivenza che supera i 3 mesi. Ovviamente siamo in un setting di una patologia estremamente aggressiva in pazienti pretrattati, e quindi questo vantaggio rappresenta sicuramente un risultato che è clinicamente rilevante per i pazienti, anche in termini di qualità di vita, perché questo trattamento ha consentito anche di avere delle risposte tumorali superiori con il trattamento sperimentale, che erano 44 verso 29% nel braccio di controllo, e quindi questo consente anche un miglior controllo dei sintomi. Ed in effetti i risultati di qualità di vita che sono stati presentati al congresso hanno proprio dimostrato che la qualità di vita rimane non modificata e quindi comunque mantenuta con questo trattamento in seconda linea. Professoressa Lonardi, il trastuzumab deruxtecan ha dimostrato di cambiare l'algoritmo terapeutico anche nel tumore mammario. Qui viene però utilizzato un dosaggio differente. Qual è il meccanismo d'azione? Sì, il trastuzumab deruxtecan è una molecola che sfrutta una via biologica, quella del recettore LIR2, ma in realtà non tanto, o meglio non solo per inibire la via biologica stessa, ma come se fosse una porta per far entrare della chemioterapia, che viene poi rilasciata all'interno della cellula e quindi dà un'azione molto più intensa e molto più diretta, ma non solo, perché dopo aver ucciso quella cellula, le molecole di chemioterapia possono andare ad agire anche nel tessuto circostante su eventuali cellule vicine,
anche se queste magari non hanno il recettore che abbiamo utilizzato come porta. Per questo motivo trastuzumab deruxtecan è in grado di superare un'eventuale resistenza indotta dal precedente trattamento con il trastuzumab, diciamo, tradizionale, ed è anche in grado di superare eventuali eterogeneità che possa avere il tumore stesso. Questo si è dimostrato per la prima volta molto efficace nel tumore mammario, e che però ha meno eterogeneità, e ora ha cambiato già l'algoritmo terapeutico, come giustamente hai detto, nei nostri pazienti, perché grazie agli studi precedenti, Destiny Gastric 01 e 02, trastuzumab deruxtecan è già prescrivibile e rimborsato in Italia sulla base dei dati preliminari. È una delle rare volte che riusciamo ad ottenere in Europa e in Italia l'approvazione di un farmaco sulla base di dati, come dire, iniziali, e questo è stato possibile proprio perché i dati erano particolarmente interessanti in questa popolazione che, come ha detto Filippo, è di pazienti che purtroppo hanno una prognosi molto sfavorevole. Questo non toglie nessuna importanza allo studio randomizzato, anzi è al contrario ancora più importante vedere dati di uno studio di fase 3, perché i precedenti erano fasi 2 e quindi non consentivano di stimare il reale valore aggiunto. Questo studio ci conferma che quello che stiamo già offrendo ai nostri pazienti è il meglio che gli possiamo dare nel loro setting di malattia di seconda linea in un tumore gastrico HER2 positivo. Professor Di Maio, ci sono sempre per fortuna nuove opportunità terapeutiche nel carcinoma gastrico grazie all'innovazione. Il tema, l'ha accennato Filippo, della qualità di vita di questi pazienti con queste terapie. Ma sì, infatti questo è sicuramente un tema importante, consentitemi di dirlo, specialmente per il setting, nel senso che parliamo di una patologia che in generale, quando si presenta magari già la diagnosi, quindi anche quando parliamo della linea precedente, a volte con molti sintomi già all'esordio, pazienti che possono essere fragili, che vivono magari uno scadimento delle condizioni anche dovuto ad un inizio di vecchia, ad una eventuale malnutrizione, quindi sicuramente sono pazienti delicati, e consentitemi a maggior ragione per il setting dello studio che stiamo discutendo, perché in effetti quelli che erano lavorati in questo studio sono pazienti che avevano vissuto il fallimento di una precedente terapia, e quindi si somma anche il carico psicologico di dover poi cambiare terapia. Sapere che esiste una opzione efficace sicuramente aumenta diciamo, la speranza che il trattamento possa funzionare, migliorerà la comunicazione tra medico e paziente in questo setting, e sicuramente la qualità di vita è cruciale per gli aspetti fisici e per gli aspetti psicologici, perché appunto è una malattia dove ai sintomi di malattia e all'efficacia del trattamento nel contrastare questi sintomi fa poi eventualmente da contrastare anche la necessità di avere trattamenti ben tollerati, quindi evitare che la qualità di vita peggiori, come diceva prima Filippo, per colpa delle tossicità. Quindi è particolarmente importante acquisire questi dati. Noi negli anni scorsi avevamo lamentato il fatto che in molti casi non c'era disponibilità delle informazioni sulla qualità di vita per pazienti in setting così delicati, quindi fa piacere sapere che ai congressi, in occasione della comunicazione dei risultati di efficacia di questi studi, abbiamo anche la notizia sull'impatto che hanno sulla qualità di vita, e sapere che appunto il trattamento in questo equilibrio delicato che c'è tra il controllo della malattia e la tossicità non pregiudica la qualità di vita, sicuramente è un'informazione importante che potremo usare, questo è un concetto che mi piace sottolineare, potremo usare anch'esso nella comunicazione con il paziente o la paziente quando prospettiamo appunto quello che è il percorso che ragionevolmente dovrà affrontare con il trattamento che stiamo iniziando, perché potremo informarla sia sui risultati di efficacia che abbiamo ottenuto e che sono stati sintetizzati prima, che avete sentito, sia appunto quelli che sono i risultati che mediamente ci si può aspettare come controllo dei sintomi e come impatto sulla qualità di vita. Filippo, perché il test per valutare l'espressione di HER2 deve essere eseguito fin dall'inizio del percorso di cura?
Assolutamente sì, oggi nel carcinoma gastrico la caratterizzazione molecolare è diventata prioritaria ed è irrinunciabile, essendo anche raccomandata da tutte le linee guida sia nazionali che internazionali. Inizialmente disponevamo solo dell'ER2, che è appunto il target di cui parliamo oggi, come driver di scelta del trattamento, cioè guida la scelta del trattamento nella prima linea per l'utilizzo del vecchio anticorpo monoclonale che è il trastuzumab, che peraltro è stata una grossa opportunità per i pazienti con questo tipo di malattia. Oggi il test dei biomarcatori però si è notevolmente allargato per quanto riguarda la prima linea, quindi non abbiamo più soltanto l'ER2 ma abbiamo anche il PDL1, che è un biomarcatore che si usa per la scelta dell'aggiunta dell'immunoterapia sia nella malattia R2 positiva sia nella malattia R2 negativa, ma anche nuovi biomarcatori come la claudina e presto forse anche l'FGFR2b, che saranno utili per associare nuovi anticorpi monoclonali, di cui alcuni appunto già disponibili, come nel caso della claudina 18.2. Per cui il panorama di trattamento si sta rapidamente evolvendo, ma è anche importante sottolineare che l'ER2 rimane una guida per la scelta del trattamento grazie a questo studio non più solo nella prima linea ma anche nella seconda linea grazie ai dati del Destiny 04. Questo perché probabilmente i risultati di questo studio porteranno a un cambiamento nelle linee guida. Oggi sappiamo che secondo le linee guida e anche la rimborsabilità in Italia trastuzumab deruxtecan può essere usato dopo un regime di prima linea a base di trastuzumab sia in seconda che in terza linea, ma probabilmente grazie ai risultati di questo studio cambierà l'algoritmo terapeutico dei pazienti e il posizionamento più corretto e appropriato di questo farmaco sarà appunto nella seconda linea di trattamento, quindi avremo la possibilità di garantire ai nostri pazienti una terapia personalizzata con l'inibizione di R2 transitando dalla prima alla seconda linea, quindi si può iniziare a parlare di continuum of care, ovvero di inibizione dell'ER2 attraverso multiple linee di trattamento, dalla prima alla seconda linea, oltre ad avere più opzioni di terapia per questi pazienti. E questo è anche importante perché un trattamento che funziona di più in seconda linea garantirà anche la possibilità di ricevere per il paziente trattamenti efficaci successivi, e quindi questo è tutto nell'ottica di garantire anche una strategia di trattamento, più opzioni possibili per i pazienti e quindi estendere le loro aspettative di vita, possibilmente con una qualità di vita adeguata, perché come diceva Massimo questi sono dati importanti non solo perché guardiamo l'efficacia, perché il nostro ovviamente obiettivo è avere una sopravvivenza, un'aspettativa di vita più lunga, ma i pazienti devono vivere bene e meglio, e quindi questo è l'obiettivo. Questo è l'obiettivo comune. Sara, tu e Filippo siete i top lavoratori in Italia per questo studio pubblicato su New England, a sottolineare l'importanza. Ecco, qual è stato il ruolo del nostro paese in questo studio? Guarda, è stato un ruolo assolutamente importante, ma fin dalle prime fasi di sviluppo del farmaco direi, perché noi abbiamo partecipato precedentemente anche al Destiny Gastric 02, dove anche siamo stati tra i maggiori arruolatori, siamo top enroller a livello global per il Destiny Gastric 04. E io credo che garantire ai pazienti italiani la possibilità di accedere ai trial clinici dovrebbe essere una priorità per l'oncologia, ed in effetti è qualcosa che anche la nostra società IOM sta veramente sottolineando e portando avanti, perché attraverso gli studi non solo generiamo delle evidenze scientifiche e portiamo, nel caso in cui sono positivi, nuovi farmaci sul mercato, ma anche consentiamo ai pazienti che vi entrano di ricevere precocemente un farmaco potenzialmente attivo. Credo questo sia molto importante, e del resto il nostro paese sta giocando un ruolo veramente molto importante sulla scena della ricerca, perché ora in prima linea di trattamento l'85% dei pazienti, oltre a ricevere trastuzumab e chemioterapia, riceve anche pembrolizumab e quindi un'immunoterapia, ottenendo risultati ancora migliori rispetto a prima. E anche in questo studio di sviluppo nei pazienti con iperespressione di ER2 in prima linea l'Italia ha giocato un ruolo essenziale, quindi credo che dovremmo essere tutti un pochino orgogliosi di quello che riusciamo a fare nel nostro piccolo, perché non sempre siamo nelle condizioni ideali per portare avanti la ricerca, che è un qualcosa in cui noi che lavoriamo in centri dedicati a queste specifiche patologie crediamo assolutamente molto.
Consentitemi di aggiungere una cosa a nome di IOM. Noi siamo particolarmente orgogliosi della presenza, del contributo che tanti ricercatori italiani, non solo chi è qui presente ma in generale in tutto il programma, hanno dato appunto a questo ASCO 2025, perché veramente ci fa piacere che con tutte le difficoltà che spesso denunciamo della ricerca nel nostro paese, però sia sulla ricerca per conto dell'industria sia sulla ricerca accademica l'Italia si fa valere veramente grazie al lavoro brillante e alla passione di tante persone che ci rappresentano più che degnamente qui in questo contesto internazionale. Certo, una domanda finale prima di lasciare spazio al dibattito. Il tumore allo stomaco è una delle neoplasie ovviamente che vede fra i principali fattori di rischio l'alimentazione scorretta. Quanto è importante l'alimentazione, quanto è importante sottolineare il ruolo della dieta mediterranea? Guarda, ti ringrazio di questa domanda perché anche in un contesto come quello di adesso, dove stiamo parlando di un'innovazione terapeutica, è comunque importante ricordarci quanto la battaglia si giochi sul piano della prevenzione, innanzitutto per quanto riguarda la lotta ai tumori, in particolare al tumore gastrico, e come oncologi dobbiamo sempre ricordarcelo, quindi è giusto dare un cenno anche all'importanza della prevenzione. Beh, il tumore dello stomaco nel corso dei decenni ha avuto un'evoluzione epidemiologica grazie al fatto che poi è nata tutta la migliore conservazione dei cibi, quindi sicuramente è la prova che la prevenzione impatta in maniera importante sulla frequenza di una malattia. Oggi chiaramente però risente ancora di stili di vita che possono essere migliorati con l'educazione, e non a caso tra queste cose, oltre al fumo, appunto c'è anche l'alimentazione che deve essere sempre importante, e IOM lo ricorda spesso quanto sia utile mandare messaggi alla popolazione sana, già nelle fasce d'età più giovani, sull'importanza di un'alimentazione corretta, quindi equilibrata, senza eccessi per esempio di carni rosse, di carni lavorate, con un'adeguata percentuale di frutta e verdura, come sappiamo. Tutto questo negli anni e nei decenni può rappresentare un modo vincente per ridurre l'incidenza di molte malattie, tra cui anche il tumore. Grazie, abbiamo spazio per le domande, ne sono arrivate due per il momento dalla rete. Quali sono i sintomi del tumore dello stomaco che possono consentire una diagnosi precoce? Filippo. Allora, assolutamente fondamentale non trascurare i sintomi in questa malattia, perché molto spesso quando la malattia è in fase precoce, quindi ancora curabile, i sintomi possono essere sfumati. Ovviamente i sintomi sono molto variabili, si può parlare di un senso di ripienezza precoce, un dolore addominale, piuttosto che un discomfort addominale e nausea, vomito, dimagrimento. Questi sono tutti segni che spesso sono aspecifici, sintomi specifici che possono essere a volte confusi con patologia benigna come la gastrite, il reflusso gastroesofageo, e quindi è anche importante fare educazione e soprattutto la cosiddetta awareness, cioè essere consapevoli dell'esistenza di questa malattia fin dal primo contatto con il medico di base, quindi la medicina del territorio, prima appunto di arrivare al percorso di diagnosi e di cura. A volte questi sintomi non vanno sottovalutati perché non infrequentemente assistiamo a diagnosi tardive. Questo impatta negativamente la possibilità di avere la diagnosi di un tumore in fase precoce e quindi curabile, e poi quindi impatta negativamente sull'attesa di sopravvivenza del paziente. Un altro fattore fondamentale, anche se attualmente non fa parte delle cosiddette raccomandazioni per la prevenzione primaria, è però l'eradicazione dell'Helicobacter pylori. Questo è uno dei prossimi pillar nella prevenzione dei tumori. È chiaro che quando si parla di questo tipo di prevenzione bisogna avere studi su larga scala, e quindi non è attualmente raccomandabile su larga scala procedere al test della presenza di questa infezione di questo microorganismo che è l'Helicobacter pylori, che è un noto fattore di rischio non solo per la gastrite ma anche per il cancro gastrico. Ma sicuramente in presenza di alcuni sintomi suggestivi di gastrite, la diagnosi di presenza di Helicobacter pylori ci impone poi l'eradicazione, che oggi si può fare con una semplice terapia antibiotica e gastroprotettiva, e sappiamo che negli anni questa infezione non curata può essere uno dei fattori di rischio, non l'unico, ma uno dei piccoli spicchi della torta che possono contribuire ad aumentare il rischio di questa patologia dopo svariati anni. Grazie. Sara, esiste una familiarità per questa malattia?
Beh sì, certo. Bisogna distinguere quando parliamo di ereditarietà e quindi di una reale alterazione genetica che può predisporre allo sviluppo di tumore, e quando invece parliamo di familiarità, di predisposizione familiare. Sono due cose un pochino diverse. L'ereditarietà, ovvero il tumore gastrico su base ereditaria, esiste, è piuttosto infrequente, intorno all'1-2%, e si verifica solitamente in persone che hanno una positività per sindrome di Lynch, il cui principale tumore è sicuramente quello del colon retto e dell'endometrio, ma dopo colon retto ed endometrio abbiamo il tumore gastrico, quindi non è poi così raro, è il terzo tumore che all'interno di questa sindrome. E poi naturalmente abbiamo le alterazioni genetiche di CDH1, che è un'altra forma di tumore gastrico, cellule disperse, piuttosto rara, ma anche questa è un'alterazione genetica che porta allo sviluppo di questa malattia. Familiarità però è anche semplicemente avere parenti di primo grado che hanno avuto lo stesso tumore. Certe volte non troviamo alcuna alterazione genetica, forse perché non ne conosciamo abbastanza banalmente, ma noi sappiamo che quando si ha un parente o di primo grado o più parenti che hanno avuto un tumore gastrico, un tumore del colon retto, la possibilità, la probabilità di svilupparlo è incrementata. Questo è abbastanza normale, no? Ci sono le famiglie dove tutti hanno malattie cardiovascolari, in tante le famiglie dove ci sono tanti tumori, magari diversi tra di loro, e non capiamo perché. Certamente c'è qualcosa che predispone allo sviluppo di queste malattie, solo che non abbiamo la possibilità di identificarlo. Quindi cosa possiamo fare? Fare quello che ci ha consigliato Filippo, ovvero, a maggior ragione se so di avere una predisposizione familiare, non vado a sottovalutare i sintomi, non risolvo un'epigastralgia, è lo stress, come molto spesso ci si sente dire, il cambio di stagione è lo stress. Sì, certamente può essere, però ecco, se una persona non ha mai fatto prima una gastroscopia, inizia a sviluppare dei sintomi e per di più ha familiarità, certamente non aspetterei troppo tempo a fare un'endoscopia di controllo. Poi se ben venga se negativa, però può essere che troviamo l'Helicobacter pylori, può essere che troviamo una gastrite su cui possiamo magari ancora agire con i farmaci appropriati, e in questo caso c'è una possibilità di andare il più possibile a prevenire lo sviluppo del tumore. Grazie. Massimo, un'altra domanda. L'alcol è un fattore di rischio per il tumore allo stomaco? Sì, grazie della domanda, perché prima poi parlando appunto dell'alimentazione, del fumo, ho dimenticato di citare anche l'alcol, invece è importante ricordarlo, perché molte volte noi tendiamo ad associare, quando dico noi parlo come popolazione generale, soltanto il rischio ad alcuni tumori. Uno pensa all'alcol, pensa al tumore del fegato, così come quando si parla del fumo si pensa solo al tumore del polmone. In effetti non è così, così come il fumo provoca anche tanti altri tipi di tumori, anche, tra cui lo stomaco, anche l'alcol è associato a aumento del dato rischio di vari tumori, non soltanto il fegato ma anche molti tumori del tratto gastroenterico. Il tumore dello stomaco forse non è quello per il quale il rischio attribuibile all'alcol è il maggiore, però sicuramente l'alcol rappresenta un cancerogeno, questo ormai è noto, e quindi la posizione di Aion è chiaramente di sottolineare nelle sedi in cui ricordiamo alla popolazione l'importanza della prevenzione, che anche l'alcol fa male. Purtroppo, lo ricordavamo anche ieri nell'altra appuntamento, non esiste una soglia sicura. È anche vero che però, come abbiamo spesso ogni anno raccontato nei numeri del cancro, parlando degli stili di vita della popolazione italiana, esistono dei comportamenti particolarmente a rischio, per esempio anche nei giovani il cosiddetto binge drinking, oppure comunque l'uso dell'alcol fuori pasto. Sono comportamenti che vanno altamente scoraggiati, perché chiaramente questo può rappresentare una compromissione dell'investimento sulla propria salute nel tempo, e quindi l'aumento di rischio di varie condizioni, tra cui anche quello del tumore gastrico. Se posso aggiungere una cosa, anche l'obesità è una cosa molto importante per il cancro gastrico, non solo sia come effetto diretto, ma anche perché predispone al reflusso gastroesofageo. Oggi stiamo assistendo
meno rispetto al tumore del colon, però anche nel cancro gastrico e nel cancro del pancreas al cosiddetto esordio precoce, cioè nei pazienti giovani. Quindi questo si sta verificando più o meno in tutti i tumori gastrointestinali, quindi è quanto mai importante sottolineare che gli stili corretti di vita devono iniziare non quando iniziamo a pensare di essere a rischio, cioè in età avanzata, ma fin dalla giovane età, e anche sottovalutare i sintomi, perché sei giovane è sbagliato, perché comunque sappiamo che c'è un aumento modesto ma comunque crescente di frequenza di queste patologie gastrointestinali nei giovani. Nei giovani. Sara, ci sono studi in corso sul trastuzumab deruxtecan di prima linea? Sì, assolutamente, perché se c'è una cosa che abbiamo imparato in oncologia gastroenterica è che quando abbiamo una molecola che funziona, prima lo usiamo, meglio funziona. Di solito questo paradigma è stato abbastanza rispettato nello sviluppo dei nuovi farmaci, quindi chiaramente la storia di trastuzumab deruxtecan non si ferma alla seconda linea, c'è uno studio a corti multiple che sta testando in prima linea, si chiama Destiny Gastric 03, sta testando trastuzumab deruxtecan sia da solo che in combinazione con chemioterapia e in combinazione con immunoterapia per trovare la dose corretta da poter poi proporre in altri setting di malattia. E in prima linea sono già partiti 2 grossi studi registrativi, uno è il Destiny Gastric 05 che confronta lo standard terapeutico attuale, quindi doppietta di chemioterapia trastuzumab e pembrolizumab nei pazienti che hanno l'indicazione, confrontato con trastuzumab deruxtecan e capecitabina e pembrolizumab nei pazienti che hanno l'indicazione, e abbiamo un altro studio che è l'Artemide Gastric che invece sta testando una strategia con un immunoterapico diverso che si chiama Rilvegostomig, che è un anti-TIGIT. Quindi ci sono sicuramente molte novità all'orizzonte. Se io dovessi scommetterei sul fatto che nei prossimi anni, ci vorrà un po' perché gli studi sono appena partiti, ma posso pensare che da qui a probabilmente 5 anni il tradizionale trastuzumab in prima linea potrebbe essere completamente sostituito da trastuzumab deruxtecan, però staremo a vedere. Vedremo se la scommessa di Sara è vincente. Andiamo avanti, abbiamo ancora 7-8 minuti. Massimo, il collega chiede, il tumore gastrico è in aumento negli anni 50? Allora, prima Filippo giustamente ricordava l'attenzione che c'è, direi non soltanto in Italia ma in tutto il mondo, su questo tema che non riguarda soltanto il tumore gastrico ma anche altri tumori gastroenterici e in generale altri tumori, sull'aumento delle diagnosi precoci. Abbiamo avuto una serie di notizie anche sui media, non soltanto nella letteratura tecnica, per esempio sul tumore del colon, molti dati americani che hanno certificato un aumento di casi sotto a 50 anni negli ultimi anni. In Italia, devo dire, è stato oggetto di dibattito questa cosa, e con Altum, con cui IOM collabora da anni per la produzione dei numeri del cancro, ci siamo dedicati anche nel numero scorso ad un focus iniziale, parziale, diciamo, sui dati nei pazienti giovani, che ha evidenziato per alcuni tumori un trend in aumento mentre era rassicurato in altri. Allora il discorso secondo me è che, al di là dell'aumento che mi sento di dire per lo stomaco non è stato clamoroso, diciamo, rispetto ad altre situazioni, però secondo me il vantaggio deve essere quello di non usare questi messaggi per terrorizzare le persone in maniera, come dire, acritica, ma per come dire, convertire questa notizia in un messaggio costruttivo, cioè far presente anche alle popolazione giovane che siamo in parte arbitri del nostro, diciamo, destino sanitario, nel senso che comunque una parte di quello che avremo nel corso della vita dipende dalle scelte che facciamo sugli stili di vita e sulle abitudini. Quindi usare questo messaggio per dire: guardate che già da giovani è importante prevenire, è importante investire sulla salute, perché altrimenti nel corso degli anni, forse in maniera anche più accelerata rispetto al passato, potrebbero accumularsi dei danni che si traducono in malattie. Quindi di fatto io sfrutterei il messaggio non per terrorizzare la popolazione, ma per usarlo in maniera, diciamo, costruttiva, per fare prevenzione. Per fare prevenzione. Sara, un'altra domanda, quali sono gli effetti collaterali legati a questa terapia? Sì, trastuzumab deruxtecan ha una tipica tossicità di tipo polmonare che all'inizio del suo sviluppo ha spaventato molto, perché si è manifestata in maniera un pochino inattesa e molto marcata anche con alcuni decessi. Va però detto che nel corso degli anni, avendo imparato che può succedere,
siamo diventati molto più bravi nel selezionare i pazienti, infatti i pazienti che abbiano importanti patologie polmonari non sono candidabili a questo trattamento, per esempio pazienti con una bronchite cronica severa, ad esempio, BPCO. esatto, la classica BPCO, non sono candidabili a questo trattamento perché hanno già un fattore predisponente, ma essendone a conoscenza siamo in grado di riconoscere molto precocemente se si stia sviluppando, di trattare molto precocemente con i corticosteroidi, ed è molto interessante che nel Destiny Gastric 04, nonostante la dose sia di 6,4 mg, quindi più elevata di quella che utilizziamo in tumore mammario e anche nel tumore polmonare, nonostante una dose più elevata non abbiamo osservato nessuna tossicità di grado severo, di grado 3, di grado 4, né tantomeno decessi. Questo perché non appena c'è un accenno di sviluppo abbiamo capito come trattarla e quindi si è riusciti ad evitare di avere una tossicità realmente importante. Quello che invece vediamo, anche se riusciamo a gestirlo abbastanza bene ora, è un incremento in nausea e vomito, e credo che questo vada detto perché una nausea e vomito, anche di grado lieve, ma molto protratti nel tempo, rischiano di impattare molto sulla qualità di vita. Quindi tutti devono sapere che, anche se è una molecola apparentemente biologica, perché come dicevo c'è della chemioterapia, non bisogna dimenticare le tossicità classiche dei chemioterapici e bisogna premedicare nel modo massimale, utilizzando tutti i farmaci attivi per prevenire nausea e vomito fin dal primo ciclo, perché altrimenti una volta che il paziente ne fa esperienza poi è più difficile contrastare questo effetto. Quindi il messaggio che darei è: attenzione a nausea e vomito, perché quello lo vediamo molto, non bisogna assolutamente lesinare in antiemetici fin dal primo ciclo, e ovviamente essere consapevoli che può esserci una tossicità polmonare. Daniela? Sì, due cose. La prima è, ha accennato il professor Di Maio all'alimentazione, ovviamente a una scelta di alimentazione equilibrata, quindi attenzione alle carni. In questo senso c'è un po' di confusione sulla parola carne rossa. Allora, carne rossa cosa vuol dire? Carne bovina vuol dire insaccati, e gli insaccati, quali insaccati e in che misura, insomma la classica fettina di salame, quindi in che misura questo impatta in maniera importante come fattore di rischio di questa malattia. Seconda cosa, avete sottolineato l'importanza di non sottovalutare delle malattie dello stomaco, dolori eccetera. In questo noi sappiamo che c'è un abuso importante di quelli che sono i farmaci anti-acidità, diciamo così, non diciamo il nome delle molecole, un grande abuso da parte dei forse spesso medici pressati dagli pazienti che non vogliono avere mal di stomaco. Ecco, allora la mia domanda è: fino a che punto i medici di medicina generale, che sono quelli che prescrivono i farmaci che ti fanno passare il mal di stomaco, sanno distinguere tra un mal di stomaco, una gastrite eccetera, e invece una potenziale comparsa di un tumore di questo genere? Massimo, poi Filippo o Sara, vai. Ma sul discorso delle carni, se ho capito bene la domanda, carne rossa non è soltanto la carne bovina, sono tutte le carni non bianche, quindi anche suini, anche altri tipi di carne. Le carni insaccate sono una carne lavorata, quindi praticamente che poi ha un processo di lavorazione che magari comporta anche diciamo, presenza di batteri all'interno, presenza di prodotti della presenza di microrganismi, quindi chiaramente è noto ormai da anni che il consumo di queste carni si associa epidemiologicamente ad un aumento dell'incidenza di tumori gastrointestinali, e quindi chiaramente anche là con un'associazione dose risposta, nel senso che non è che chi mangia una qualunque quantità di carne ha un rischio incrementato rispetto a chi non ne mangia, ma chiaramente all'aumentare della quantità e del numero di volte che si mangia chiaramente c'è un aumento di popolazione del rischio di sviluppare queste malattie. Quindi questo è per questo che si enfatizza questo messaggio che vuole essere costruttivo, non appunto terrorizzare le persone, ma dire che chiaramente nella dieta, per esempio la dieta mediterranea non è che non contiene carni, chiaramente le contiene in quantità equilibrata, assunta in quantità modesta rispetto alla varietà dell'alimentazione complessiva. Penso che questo sia un messaggio culturalmente utile Se posso aggiungere su questo, lo studio più solido sul
sul problema delle carni rosse lavorate è uno studio in cui si è dimostrato un incremento dello sviluppo di tumori gastroenterici, in particolare colorettale, consumando 50 grammi di carne rossa lavorata al giorno, che corrispondono negli Stati Uniti a 4 fette di bacon che loro mangiano la mattina. Ora, il nostro contesto italiano è molto diverso, quindi io sottolineerei, è vero che sta cambiando nel tempo, siamo un po' nell'epoca del fast food e quindi dobbiamo anche noi stare attenti, però a mio parere dobbiamo anche stare attenti a non criminalizzare tutto quello che si mangia, perché in realtà quello che veramente importa è la qualità dei cibi, perché mangiare ad esempio della carne di manzo fresca, cucinata nella maniera appropriata, quindi non troppo bruciata, non stracotta, non conservata, 2 volte la settimana, non c'è nessuna dimostrazione che questo aumenti l'incidenza del cancro, perché sennò poi arriviamo al versante opposto, che si può mangiare solo la verdura e non è vero neanche questo. Fortunatamente noi abbiamo tantissimi cibi buonissimi, possiamo alternare il pesce, la carne rossa, la carne bianca, i formaggi, la pasta, il riso. Viviamo in un contesto in cui abbiamo tantissime possibilità e credo che se si fa una dieta varia e di qualità automaticamente diventa impossibile eccedere, perché se vari è impossibile che tu stia eccedendo nel consumo di un singolo alimento. Filippo ha una domanda sull'abuso di farmaci. Di protettori gastrici. Diciamo che in realtà penso che quando ci sono sintomi di gastrite può essere il primo approccio del medico di base di prescrivere gli inibitori di pompa protonica, che possono dare un beneficio sui sintomi della gastrite, però bisogna anche ricordarsi che dopo magari un ciclo di terapia un sintomo che non regredisce richiede comunque un approfondimento diagnostico, perché la gastrite può essere legata anche, come dicevamo prima, all'infezione da Helicobacter pylori, che deve essere eradicata, e questo è un intervento di salute pubblica, ma anche perché è un sintomo che non regredisce dopo un periodo di trattamento con inibitori di pompa protonica, quindi con questi farmaci, soprattutto in un inquadramento globale del paziente, in presenza di altri sintomi, il dimagrimento o altri sintomi suggestivi di potenzialmente una patologia diversa, quindi una patologia maligna, impone un approfondimento. Quindi ovviamente poi il passo successivo è fare la gastroscopia, perché comunque questo ti consente di diagnosticare non solo la gastrite benigna o l'ulcera benigna, ma anche l'ulcera maligna, che è appunto il cancro gastrico. Grazie. L'ultima domanda. In alcuni paesi orientali la gastroscopia rientra fra gli esami di screening. Dovrebbe essere inclusa anche in Italia? Massimo, una battuta per ciascuno, poi dobbiamo davvero chiudere. Allora, diciamo che va distinto il discorso della diagnosi precoce rispetto allo screening, nel senso, come ricordava giustamente Filippo, non bisogna avere ritrosia nell'andare subito dal medico in caso di disturbi, perché in questo caso a volte può essere necessario un approfondimento, a volte anche invasivo, a volte anche una gastroscopia. Il discorso della diagnosi dello screening, quindi in pazienti sani che non hanno sintomi, è un discorso molto diverso. Mi permetto di dire che l'epidemiologia di questa malattia nei paesi orientali è molto diversa rispetto a quella dell'Italia, quindi il rapporto costo-beneficio di un intervento di popolazione forse è molto diverso. Non c'è al momento dimostrazione che in una popolazione come quella nostra questo sia un intervento da raccomandare, non lo è al momento. Io direi ci stiamo preoccupando al momento di rendere ottimale l'offerta e l'aderenza agli screening di efficacia dimostrata nel nostro paese, che sono altri. Poi si potrà ragionare su popolazioni magari a rischio più alto di fare interventi mirati, ma al momento non penso ci siano motivi di farlo su una popolazione a rischio medio. Sì, anche perché in Asia non solo l'epidemiologia è diversa, ma anche le caratteristiche biologiche e cliniche dei tumori che vengono diagnosticati, e quindi spesso nei paesi asiatici la diagnosi di questa malattia è in uno stadio molto più precoce, e quindi sappiamo che lo screening ha un impatto laddove si riesce a diagnosticare una malattia appunto di dimensioni più piccole, magari con linfonodi negativi, e quindi a minor rischio di successive recidive, quindi laddove abbiamo una maggior potenzialità di cura con la chirurgia e con tutti gli altri trattamenti che abbiamo a disposizione, e per questo magari lo screening a diverse latitudini ha un impatto
sull'abbattimento di mortalità, cosa che invece nel nostro paese, di fronte a una malattia che purtroppo è ancora così aggressiva, non avrebbe la possibilità di identificare precocemente i tumori e quindi di abbattere la mortalità, oltre al fatto di considerare i costi sanitari, di sottoporre tutta la popolazione sana a una gastroscopia, con il rischio appunto di non avere nessun dato a dimostrazione del fatto che questo possa effettivamente essere costo efficace, nel senso salvare delle vite, anche una vita importante, ma non abbiamo dimostrazione ad oggi di questo. Grazie, 10:40 chiudiamo questa diretta, grazie ai colleghi presenti a Chicago e quanti ci hanno seguito in diretta, grazie a Filippo Pierantonio, Sara Ronaldi e Massimo Di Maio.